porto di Chioggia la nave russa ferma da sabato potrà caricare i container e ripartire. Le preoccupazioni inizieranno dopo il 16 aprile con il blocco ufficiale dell'import-export con la Russia. Approfondimenti di Viminale e Farnesina sulla presenza in Ucraina su fronti opposti dei veneziani Edi Ongaro, ucciso in combattimento, e dell'ex pilota dell'aeronautica Giulia Schiff. Mattinata di presidi in difesa del lavoro nel veneziano a Tessera per la questione Superjet, dove si è recato anche il senatore veneziano Ferrazzi, e davanti alla Fincantieri per Isolfin. Paura a Teglio Veneto per l'incendio in un'abitazione. Le fiamme sono partite da un garage adibito a deposito dove si trovavano delle bombole di GPL. Nessuno è rimasto ferito. A distanza di alcuni anni siamo tornati a Marconi in via Praello, dove le case sono a rischio crollo a causa dell'impianto fognario. I residenti, il sindaco non si è nemmeno fatto vedere. Un piccolo gesto di solidarietà ed amicizia del Patriarcato di Venezia con gli iscritti all'Academy del Venezia Football Club e le loro famiglie, una donazione per i bambini ucraini. Sport basket, un'altra importante vittoria in casa Oro Granata verso i play-off. l'Umana Reyer ha battuto Fortitudo Bologna per 77-72. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Vediamo subito il sondaggio di questa sera relativo alle parole pronunciate qualche giorno fa dal Premier Draghi in relazione alla crisi ucraina. Rinunciare al condizionatore per fermare la guerra è la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere come sempre con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. Il risultato del sondaggio come sempre questa sera in prima serata all'interno di Ring, in onda a partire dalle 21:15. Ed ora la cronaca con l'allarme rientrato nel porto di Chioggia con la nave russa che era ferma da sabato. Ora potrà caricare i container e ripartire. Le preoccupazioni dello scalo però inizieranno dopo il 16 di aprile con il blocco ufficiale dell'import-export con la Russia dovuto appunto alle sanzioni. Sentiamo. La nave non è assolutamente bloccata in questo momento. La nave russa Valery Vasiliev, ferma da sabato al porto di Chioggia, non è mai stata bloccata. I marinai dell'equipaggio e i lavoratori portuali sono liberi di imbarcare i 120 container nella stiva pieni di elementi d'arredamento destinati alla Russia. A chiarire il malinteso e a calmare i portuali preoccupati della situazione di stallo è il portavoce degli spedizionieri marittimi internazionali, Tommaso Sitran. Naturalmente noi navighiamo a vista, di giorno in giorno le regole cambiano, le normative cambiano e a noi non resta altro che rispettarle, insomma, però al momento la nave può partire con la merce che oggi dovremo iniziare ad imbarcare. Le navi russe potranno dunque continuare ad attraccare, imbarcare e sbarcare fino al 16 di aprile. I problemi cominceranno dopo questa data con il blocco definitivo dovuto alle sanzioni decise dall'Unione Europea contro Mosca. Dopo 2 anni di fermo a causa del Covid, le preoccupazioni delle maestranze portuali non sono ancora finite. Sono molti a temere l'apertura della cassa integrazione causa guerra o in alternativa ad essere costretti al pendolarismo con il porto di Marghera. I problemi per lo scalo clodiense cominceranno quando inizierà il blocco totale di importazioni ed esportazioni per la Russia. Qua almeno lavoriamo principalmente con esportazione di prodotti finiti, quindi di impiantistica, e naturalmente riserviamo dalla Russia anche ferro che poi va nelle nostre acciaierie per produrre tutti poi i prodotti finiti. I prodotti lavorati verso la Russia e la paralisi dell'importazione dei materiali ferrosi provenienti da entrambi i paesi in guerra potrebbe portare ad una crisi irreparabile in grado di coinvolgere molti settori dell'industria veneta, blocco e ripercussioni che coinvolgeranno anche le imprese agricole per la mancanza dei fertilizzanti in arrivo dalla Russia. E sulla situazione e le ripercussioni per il porto di Chioggia abbiamo sentito il sindaco della città, Mauro Armelao. C'è preoccupazione perché è chiaro che le sanzioni decise dall'Europa poi avranno ripercussioni anche ai lavoratori dei porti, del porto di Chioggia in questo caso. Però noi dalle formazioni che ho assunto questa mattina, che devo confrontarmi anche con la Capitaneria di Porto, sembra che ci siano comunque delle deroghe a queste sanzioni. Quindi
mi auguro che i nostri lavoratori potranno continuare tranquillamente a lavorare anche con delle imbarcazioni commerciali che provengono dalla Russia. I lavoratori hanno paura della cassa integrazione. Sì, hanno paura della cassa integrazione, ma penso che il periodo non sia sicuramente semplice. Usciamo da 2 anni di Covid e adesso entriamo in una fase di emergenza che è ovviamente rivolta alla guerra. Noi stiamo cercando di puntare molto sulla crocieristica per cercare anche un cambio di rotta verso quello che è stato il porto commerciale per tanti anni, quello di Chioggia. Stiamo puntando molto sulle crociere turistiche, chiaramente con crociere piccole e medie. Oggi pomeriggio avremo un importante incontro anche con l'autorità portuale, un incontro pubblico che parlerà del futuro del porto di Chioggia. Puntiamo molto appunto alle crociere perché Chioggia ha una vocazione turistica ed è giusto che Chioggia possa anche ospitare le navi da crociera. Approfondimenti di Viminale e Farnesina sulla presenza in Ucraina su fronti opposti dei veneziani Edi Ongaro, ucciso in combattimento, e dell'ex pilota dell'aeronautica Giulia Schiff. I ministeri degli esteri e degli interni stanno approfondendo la permanenza in Donbass di Edibo Zambo Ongaro, il 46enne di Porto Gruaro, morto lo scorso 31 marzo mentre combatteva tra le milizie filorusse e separatiste contro l'esercito ucraino. Farnesina e Viminale stanno approfondendo i suoi movimenti in Donbass, ma sotto la lente di ingrandimento anche la carriera militare di Ongaro. Nei 2 incartamenti sono finiti anche i video e le interviste registrate dal 46enne dopo il suo arrivo nella zona da sempre rivendicata da Mosca, in cui non faceva segreto di un ideale comunista politicamente strutturato e sul quale basare le proprie azioni. Non è tutto. A combattere in Ucraina, ma contro i russi, quindi con una posizione diversa, c'è Giulia Schiff, la 23enne di Mira espulsa dall'aeronautica dopo aver trascinato a processo 8 alti ufficiali. Anche su di lei, partita volontaria a inizio conflitto, sono in corso approfondimenti dei 2 ministeri. Il nucleo è sempre lo stesso: come abbia fatto ad arrivare a Kiev, quali siano stati e quali siano tuttora i suoi contatti, ma soprattutto che tipo di attività svolga sul territorio. Sotto controllo anche tutti i canali social. Il lavoro ora Superjet Isolfin, mattinata di presidi in difesa appunto del lavoro nel veneziano. Doppio presidio. A Tessera i lavoratori di Superjet, 144 persone, hanno scioperato dalle 8. Le sanzioni imposte alla Russia, che rischiano di mettere in discussione le lavorazioni effettuate a Venezia sugli aerei russi, poi venduti sul mercato europeo, mettono in serio pericolo i dipendenti perché la società è a capitale russo al 90%. Accanto a loro, oltre ai sindacati, ai cancelli della Leonardo ha voluto portare il suo sostegno il senatore veneziano Ferrazzi, che lancia un messaggio al governo. È evidente che non possono essere messe in discussione le sanzioni che il governo nazionale e l'Europa intera, e non solo l'Europa, ha imposto al governo di Putin per lo sciagurato attacco, occupazione e strage che sta compiendo in Ucraina. Però dobbiamo anche prendere atto del fatto che queste sanzioni hanno anche delle ricadute negative nel nostro paese e quindi io inviterò il governo, già domani con un'interrogazione parlerò sia con il MEF che con il Ministro dello Sviluppo Economico, affinché queste aziende vengano aiutate. Cioè il governo deve aiutare queste imprese che stanno pagando le conseguenze per le giuste sanzioni che il nostro governo ha posto nei confronti di Putin. Ma Superjet non è l'unica azienda in difficoltà. Alle 7 davanti a Fincantieri a Porto Marghera si è svolto anche il presidio dei lavoratori della Isolfin, azienda che si occupa di coibentazioni in ambito navale e in appalto al colosso della cantieristica. È un'azienda solida, strutturata, che ha deciso di vendere un ramo d'azienda a una società che non conosciamo, una società che pare non avere nemmeno dipendenti oggi, e mettendo così, a nostro modo di vedere, a rischio quelli che sono tutti i lavoratori che sono all'interno di questa società. Ce ne sono 30 diretti e altri più di 100 persone che lavorano presso le agenzie, sia a tempo indeterminato che determinato. Una notizia che i sindacati Filctem, FIOM e Nidil CGL hanno preso con preoccupazione. Noi chiediamo a Isolfin di tenersi i lavoratori, perché non può essere che venga ceduto un ramo d'azienda importante come quello del navale ad una ditta sconosciuta.
La cronaca: incendio questa mattina in un'abitazione a Teglio Veneto in via Vittorio Emanuele. Le fiamme sono partite da un garage adibito a deposito dove si trovavano delle bombole con GPL, acetilene ed ossigeno. Poi hanno lambito anche l'appartamento al piano di sopra. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 11:30 con 14 operatori e le autopompe, riuscendo a circoscrivere le fiamme. Il rogo ha provocato diversi danni all'edificio, causando il distaccamento delle pignate di laterizio ed interessando anche le travi in legno dell'appartamento. Verso le 2:30 l'incendio era stato completamente domato, poi sono state avviate le procedure per la messa in sicurezza delle bombole. Sul posto anche i carabinieri. Torna questa sera la nostra rubrica Lo dico ad Antenna. A distanza di alcuni anni siamo tornati a Marcon in via Praello, dove le case sono a rischio a causa dell'impianto fognario. Vediamo com'è andata. Ci siamo indebitati per poter andare avanti. Il problema più grave è che 2 anni siamo dovuti rimanere senza riscaldamento. Di notte ci svegliavamo con rumori magari forti e la prima cosa si scendeva giù, vedere che non fosse crollato qualcosa. E io ho dovuto andare anche da un psicologo perché cominciavo a non dormire, avere attacchi di panico. La storia di Cristina dell'incredibile. Se nel 2019 la casa che a fatica aveva appena acquistato era così, oggi è completamente cambiata. Ho dovuto smembrare praticamente la casa, rifare le fondamenta con una piattaforma di ferro in modo che la casa diventa monolitica, perché stava praticamente crollando tutta la parte adiacente al fossato che c'è questa problematica. Ho dovuto costruire una diga di pertinenza che divida casa mia dal fossato. Cristina ha già vinto una causa contro chi le ha venduto casa, consapevole del problema, e ora attende l'esito di quella in corso col comune, lasciato dai legali che seguivano la vicenda, per essere risarcita delle spese che ha dovuto sostenere per la messa in sicurezza, circa 100.000 euro. Il suo caso è il più eclatante della zona, ma anche gli altri residenti stanno iniziando a vedere le loro case cedere verso un lato. E ci sono delle situazioni riguardo alle case di queste persone, di molti di noi, che sono veramente al limite. Qui ci troviamo all'interno di un garage, o meglio di quello che ne resta, perché si può toccare proprio con mano e vedere concretamente quali sono i danni creati da questa situazione. Guardate, si è creato proprio questo dislivello, lo si può vedere, toccare con mano, vedere fisicamente, proprio un gradino che prima ovviamente non c'era e si sta sgretolando completamente, provocando questo buco. Potete immaginare, se questo si è verificato all'interno di un garage, che cosa può esserci invece nelle abitazioni adiacenti qui in questi 700 metri di via Praello. I residenti hanno sottoscritto una petizione con 200 firme, spedita a comune, regione, parlamentari veneti, ma senza alcun riscontro. Il sindaco, chi per esso, non si è mai fatto vedere qui e anzi siamo stati trattati in malo modo sui social, perché adesso funziona così, dallo stesso rappresentante in primis, primo cittadino. Io mi aspetto solo che ci sia un po' di giustizia in Italia, che quindi il comune si prenda la responsabilità di questa condotta pubblica e quindi la risistemi, non creando ulteriori danni e ulteriori problematiche a tutte le famiglie che stanno gestendo questa condotta pubblica. Un piccolo ma importante gesto di solidarietà ed amicizia che ha visto impegnati il Patriarcato di Venezia e gli iscritti all'Academy del Venezia Football Club. 50 paia di scarpe per i bambini arrivati dall'Ucraina per fuggire dalla guerra e ora ospiti nelle strutture di accoglienza del Patriarcato di Venezia. È questo il gol più bello dei ragazzi dell'Academy del Venezia Football Club. Per noi è un atto di dovere e anche un piacere poter aiutare persone, soprattutto bambini bisognosi e mamme, visto che noi ci definiamo Mondo Academy, quindi al di là dei valori dello sport promuoviamo tutti quelli che sono anche i valori che abbiamo condiviso con questa sinergia fatta con il Patriarcato di Venezia, per cui senza indugio ci siamo attivati. Dobbiamo ringraziare anche tutte le nostre famiglie, le nostre mamme che abbiamo contattato attraverso le piattaforme web per mettere al corrente di tutto il movimento che poteva
tutta questa attività dalla quale potevamo andare incontro nei prossimi mesi. Quindi questo è un primo passo verso l'accoglienza, perché per noi questo atto è un atto di integrazione che va al di là dello sport. Alessandro ci aveva contattato riguardo all'emergenza ucraina, chiedendo cosa potesse fare per aiutare nella prima accoglienza. Quindi dopo appena qualche ora ho detto: guarda, c'è bisogno di scarpe. Lui è gentilissimo, ha detto: io ci sto, e oggi siamo proprio a consegnare queste scarpe a queste famiglie che stiamo accogliendo. L'iniziativa si è concretizzata a tempo di record e rientra in un percorso di collaborazione più ampio tra il Patriarcato di Venezia e la società Arancio-Nero-Verde, che comprende anche progetti educativi. Siamo davanti alla casa San Giuseppe, la casa, quella della Tana, la struttura più, se vogliamo, più antica, dove però sono accolte attualmente delle famiglie con i loro bambini, e siamo appena tornati invece dall'altra struttura, che è quella delle Moneghetti, dove invece ci sono altri bambini. In questo momento i ragazzi dell'Academy stanno consegnando le scarpe, i bambini, le loro mamme li stanno provando, e la stessa cosa abbiamo fatto poco fa alla struttura delle Moneghetti. E siamo ora alla pagina dello sport con il basket, un'altra vittoria verso i play-off per l'Umana Reyer, che ha battuto la Fortitudo per 77-72 al termine di una partita di grande intensità, una signora partita, il commento di coach di Raffaele. Obiettivo ora recuperare energie perché abbiamo solo 8 giocatori, sono contento perché abbiamo ritrovato quel senso di identità smarrito a inizio stagione, così il coach della Umana Reyer. E uno sguardo alla programmazione di questa sera: dalle 21:15 torna come ogni lunedì Ring, ospiti di Ferdinando Avarino, Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, Mario Conte, sindaco di Treviso, Giovanni Zorzi del Partito Democratico e Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto. Alle 22 l'appuntamento sarà con Andrea Colasio, con il quale si parlerà della meraviglia di Padova Patrimonio UNESCO. Alle 22:30 Loris Sonego, presidente di Banca della Marca. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 O2. Affidati al nostro personale qualificato. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica sempre stabile, anche la giornata di martedì 12 aprile sarà caratterizzata dal bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto situazione decisamente buona, sarà asciutto e stabile e senza piogge. Prevarrà infatti il sole, il cielo sarà sereno o con poche nubi a carattere sparso. Temperature in lieve aumento, minime tra 3 e 8 gradi, massime invece tra i 14 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento anche qui, qualche annuvolamento in montagna nel pomeriggio, ma innocuo. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà sempre il sole il protagonista, solamente con qualche nube alta di passaggio. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 22-23 gradi, dunque molto gradevoli. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.